Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui quest'oggi, ringrazio anche gli organizzatori, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti per averci dato questa occasione di riflettere su un tema cruciale per le nostre società, la possibilità di di considerare i rifiuti, che sono sicuramente un problema globale ormai, trasformandoli in una risorsa. Energia dei rifiuti cercherà di capire come, con quali limiti, con quali possibili problemi questo si può oggi fare con le tecnologie che abbiamo a disposizione. Avremo due esperti che vedete qui con me sul tavolo, il professor Stefano Consonni del Politecnico di Torino, che è professore di Milano, scusate, che è professore ordinario di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente, appunto al Politecnico di Milano, e la professoressa Giovanna Finzi, ordinario di Automatica all'Università di Brescia. Insieme cercheremo di creare anche con voi un dialogo per capire appunto come dobbiamo riferirci a questo problema e come questo problema possa essere anche una possibile risorsa. Dicevo, i rifiuti problema globale perché in realtà siamo forse propensi a considerare un problema di questo tipo come un problema delle società ricche, avanzate, industrializzate. Non credo che sia ormai più possibile pensarlo in questo modo, anche se sicuramente le nostre società, le società più tecnologicamente avanzate, hanno una responsabilità anche da questo punto di vista. Vi faccio un solo esempio molto personale, anche per rompere un po' il ghiaccio e l'informalità. La settimana scorsa io ero, per mia fortuna, in Patagonia, un posto bellissimo, un posto che sembra quanto più distante dalle società industrializzate possiamo immaginare, eppure la Patagonia ormai è un posto in cui se si scende in mezzo a questi campi infiniti, a questi orizzonti infiniti, è pieno di sacchetti di plastica e di rifiuti di plastica di ogni tipo. Sono arrivati lì col vento, perché in Patagonia c'è un vento fortissimo e incessante, sono arrivati lì dalle città abitate più vicine, che sono molto poche e molto disperse, si impigliano negli arbusti e lì probabilmente rimarranno finché qualche batterio, tra qualche milione di anni forse, imparerà a degradare la plastica e trasformarla in qualcos'altro. Sono, dal punto di vista nostro, umano, dal punto di vista dei nostri tempi umani, sono quasi lì per sempre, sono arrivati lì e da lì non se ne andranno. Leggevo poco tempo fa come nei nostri oceani della Terra ormai ci siano 5-6 zone in cui si formano dei vortici e in cui i rifiuti plastici arrivano, si fermano fondamentalmente lì e creano delle enormi isole. Attraversare queste isole in catamarano ci vuole ormai una settimana, piena di rifiuti plastici di ogni tipo, dai giocattoli ai tappini, ai sacchetti onnipresenti di plastica che ancora non siamo riusciti a togliere dal commercio in Italia, e tutto quello che vi potete immaginare che galleggia lì resta e probabilmente di nuovo resterà lì, tra virgolette, per sempre. E quindi siamo di fronte a un problema, naturalmente non è solo la plastica, ma come vedremo è un problema molto più complesso, ma comunque sia appunto di fronte a un problema globale di cui sicuramente le nostre società hanno una responsabilità, di cui va preso carica, un problema che riguarda ormai anche noi, insomma non entro nella vicenda di Napoli che ha delle sue complessità, ma ogni nostra città si confronta ormai con il problema dei rifiuti. Ed è sicuramente, questo è un secondo elemento importante, un problema complesso. Quando intendo complesso intendo dire che è difficile immaginare la soluzione. Dovremo mettere in campo tutta una serie di possibili soluzioni che integrate fra di loro permettano di gestire un ciclo degli oggetti che va dalla loro produzione al loro utilizzo, al loro riutilizzo, al loro riciclo e, quando non più possibile, insomma, la loro dismissione in un inceneritore piuttosto che in una discarica o altri possibili sistemi a seconda del rifiuto dell'oggetto, in qualche modo al termine della sua funzione utilizzativa che abbiamo di fronte. Qui noi ci concentreremo su un cardine di tutto questo ciclo, di tutto questo processo che è quello degli inceneritori o dei termovalorizzatori. Adesso vedremo come nasce anche questa differenza terminologica, insomma, ma riguarda fondamentalmente l'idea cardine di questa serata, cioè la possibilità di trattare i rifiuti in modo tale da ricavarne
in questo caso energia, quindi trasformandola in una risorsa, energia che può essere sia elettrica sia fondamentalmente calore per scaldare per esempio le nostre abitazioni. Naturalmente quando parliamo di inceneritori, termovalorizzatori, abbiamo di fronte anche il problema molto sentito talvolta dalla popolazione locale di cosa poi viene emesso dal camino dell'inceneritore che avete visto, insomma la problematica, in quel caso abbiamo un bellissimo inceneritore nel centro di Vienna e naturalmente questo avrà posto problemi anche ai viennesi che evidentemente sono stati affrontati e in qualche modo superati. È un problema che ci dobbiamo porre, siamo qui apposta per fare questo e partiremo dai nostri due esperti proprio per capire, per avere un po' di informazioni, un po' di dati su cui poi basare una discussione che spero insieme, spero vivace insieme a voi su tutte queste tematiche così importanti, così centrali e così anche allo stesso tempo complicate. Quindi io darei subito la parola al professor Stefano Consonni, ripeto, ordinario di sistemi per l'energia e l'ambiente al Politecnico di Milano, che ci farà capire cos'è un inceneritore, come funziona, quali sono le tecnologie che noi oggi abbiamo a disposizione per costruire impianti sempre più sicuri e utili per appunto trasformare i rifiuti in una risorsa energetica. Professor Consonni. Grazie della presentazione al coordinatore e grazie soprattutto agli organizzatori di questo evento per avermi dato la possibilità di fare questa presentazione. È una presentazione che io terrò ovviamente a livello non tecnico, ma nella quale mi concentrerò sugli aspetti di fondo di strategia che stanno dietro la scelta di utilizzare i rifiuti come fonte di energia, cercando di illustrare a voi in termini semplici quali sono le tecnologie e le problematiche, molte delle quali sono a voi ben note dagli organi di stampa e dai mezzi di informazione. Siccome questo è un tema che è estremamente dibattuto, come sapete che riempie spesso le prime pagine dei giornali, e lo ha fatto in modo particolare nel nostro paese in relazione all'emergenza Campania, mi sembra utile, prima di entrare nel dettaglio delle tecnologie e dei sistemi per il recupero di energia, fare alcuni richiami sulla problematica dei rifiuti in generale. Il caso della produzione di energia da rifiuti è per molti versi emblematico di una serie di pregiudizi e malintesi che caratterizzano questo argomento, ed è per questo che ho intitolato la mia presentazione Malintesi e realtà della produzione di energia da rifiuti. È emblematico perché si accavallano su questo tema una serie di sensazioni e di percezioni che sono molto diverse dalla realtà impiantistica e dalla realtà fisica, che tuttavia condizionano in modo significativo le scelte politiche e strategiche effettuate nel nostro Paese e che purtroppo hanno come risultato finale quello di andare esattamente contro l'obiettivo di chi, opponendosi alla realizzazione di inceneritori, aspira alla tutela dell'ambiente. Ne fa in realtà non l'interesse, ma tende a perpetuare una situazione di degrado che invece potrebbe essere risolta in un modo più intelligente se meglio prendessimo coscienza di quella che è la realtà. Io ho indicato in questo lucido una serie di elementi che rendono il caso rifiuti emblematico, non ho il tempo di ripercorrerli tutti, cito solamente perché è purtroppo un clima che si coglie da molti interventi sia su internet sia sugli organi di informazione, che è quello di lotta tra il bene e il male relativi con la quale si interpreta questa opposizione agli inceneritori. Si tenta di identificare il male come la combustione dei rifiuti ed il bene tutto ciò che si oppone. Cercherò di dare a questo proposito una visione più equilibrata
che sia consapevole del fatto, e questo si richiama un altro dei punti qui citati, la malintesa percezione del rischio, che non esiste un rischio assoluto in sé, ma il rischio va sempre valutato comparativamente. La nostra vita è fatta in generale di scelte, se decido di fare una cosa non ne farò un'altra, se voglio andare in una direzione anziché in un'altra devo valutare il rischio, le implicazioni dell'andare in questa direzione rispetto a un'altra. Quindi pretendere che un'attività umana abbia rischio zero è un'illusione in partenza, perché non esistono attività a rischio zero. Tutte le attività comportano un certo rischio, si tratta di valutare se questo rischio è accettabile in confronto alle alternative. Ed esistono poi altri elementi sempre citati qui. Un ultimo che voglio citare è questa percezione di degrado generalizzato dell'ambiente, che anche qui tende ad esagerare e a far diventare globali una serie di situazioni locali, mentre invece la situazione reale nella maggior parte dei paesi industrializzati non è quella di un degrado dell'ambiente. In molti comparti ambientali, sicuramente quello dell'aria e quello delle acque, nelle società industrializzate che hanno le risorse per mettere in campo tecnologie adeguate di trattamento, in generale la situazione del comparto atmosferico e del comparto acque sta migliorando. È ben diversa la situazione nei paesi in via di sviluppo. Nei paesi in via di sviluppo invece assistiamo purtroppo, principalmente a causa dell'insufficienza delle risorse che possono essere adeguate, indirizzate a questo tema, situazioni di crisi locali e anche a livello nazionale che sono molto più preoccupanti. Veniamo adesso al tema rifiuti. I rifiuti nella storia, ho qui rappresentato solamente una immagine, ne avevo molte altre, hanno sempre rappresentato un problema, cioè stiamo parlando di un tema che ha accompagnato la storia dell'uomo. Questa è un'immagine scattata circa un secolo fa dalla discarica di Vienna, una situazione dove, come vedete, alcune famiglie povere andavano a recuperare alcuni materiali e dove pascolavano i maiali, una situazione sicuramente non interessante o accettabile, se non altro da un punto di vista igienico-sanitario, per non considerare tutte le altre implicazioni. Tuttavia è una situazione che purtroppo si ripete ancora nelle società industrializzate, in alcuni casi di emergenza. Sono emblematiche queste immagini di Napoli, che penso abbiano fatto male a tutti noi, perché hanno mandato in giro per il mondo un'immagine sia della città di Napoli sia del nostro paese che non ci pertiene. E ancor peggio è invece la situazione nei paesi in via di sviluppo. Mi ha fatto piacere che il nostro coordinatore abbia richiamato la situazione in Patagonia, perché purtroppo mentre la gestione dei rifiuti è in generale, tranne alcune situazioni di crisi come abbiamo visto prima, sotto controllo in buona parte dei paesi industrializzati, non lo è assolutamente nei paesi in via di sviluppo, e questa immagine mi sembra emblematica. Cosa possiamo fare per gestire questa grandissima quantità di rifiuti che il sistema economico moderno genera? Una possibilità è quella della discarica. Qui avete una bella e brutta al tempo stesso immagine di una discarica che consiste in un deposito a cielo aperto, sicuramente non bello da vedere, e se andassimo a fare una valutazione ambientale di questa situazione troveremmo anche quantitativamente dei numeri che ci dicono che questa cosa non è bella neanche nella sostanza. Da un punto di vista ambientale, igienico-sanitario, quel fumo che vedete non è in realtà fumo, ma è vapore che deriva dalla fermentazione dei rifiuti in seguito a normali processi biologici innescati dal contenuto batterico dei rifiuti. Oppure un'altra soluzione è quella di fare l'inceneritore. Vedremo di chiarire meglio tra qualche minuto la differenza tra inceneritore e termoutilizzatore. Queste sono tre belle immagini di un inceneritore. Quella che vedete a destra è un inceneritore realizzato in Danimarca ai primi del Novecento, quella a sinistra sono relativi a un impianto tedesco, anche quello all'incirca del 1910. Anche qui sono immagini che non ispirano grande fiducia e sono effettivamente relativi a una situazione come quella di prima, per la quale se andassimo a fare valutazioni quantitative non troveremmo numeri confortanti.
Oppure, se non ci piacciono le due soluzioni precedenti, possiamo puntare, e l'ho qui indicata in termini estremi con un acronimo inglese, alla cosiddetta soluzione banana, che in inglese sta per non costruire assolutamente nulla da nessuna parte vicino ad alcuno. Cioè non facciamo assolutamente niente, e le immagini che qui vedete di manifestazioni recenti sono un po' l'espressione di movimenti che sembrano andare in questa direzione. Il problema di non fare niente, tuttavia, si scontra con una realtà che non ci permette di non fare nulla. Questa è l'evoluzione della produzione lorda di rifiuti in Italia negli ultimi 10 anni. Attualmente in Italia produciamo quasi 33 milioni di tonnellate di rifiuti, sono una quantità imponente che corrisponde a circa 550 kg abitante anno, cioè circa 1,5 kg di rifiuti per persona per abitante. Siamo in media con il resto dei paesi europei, stiamo meglio rispetto ai paesi del Nord America. Negli Stati Uniti e in Canada se ne producono molto di più, il 60-70% in più, si arriva quasi a 1.000 kg abitante anno. Noi in Europa stiamo meglio anche per una serie di interventi legislativi che sono stati introdotti negli ultimi anni, ma comunque abbiamo a che fare con una quantità imponente di materiale che in qualche modo deve essere collocato. È chiaro che in questo contesto proporre la soluzione rifiuti zero sarebbe come dire: chiudo il bagno perché siccome lo scarico inquina non posso permettermi di utilizzarlo. Allora, se non esiste alternativa, dopo qualche ora scappa e o la faccio per strada o altrimenti ritorno ad utilizzare il bagno per quanto inquinante. Quindi, nella situazione in cui siamo ora, proporre una passività totale nella realizzazione di impianti e aspirare ad un'illusoria punto di arrivo dei rifiuti zero, che potremmo anche porci come obiettivo tra tanti anni, ci lascia in realtà nell'emergenza, che è esattamente quello che è successo in Campania. In Campania l'emergenza che è scoppiata quest'inverno è dovuta all'illusione di poter realizzare già oggi rifiuti zero. Non si sono fatti impianti di trattamento termico, non si è fatta la raccolta differenziata, si sono chiuse le discariche ope legis, per cui il risultato è stato quello che abbiamo visto. Ma allora, di fronte a questa situazione, con molte cose che non ci piacciono, che cosa possiamo fare? A mio parere le cose da fare sono essenzialmente tre. La prima è quella di conoscere la realtà industriale. Molto spesso gli oppositori degli impianti di termoutilizzazione non conoscono la reale situazione impiantistica, le reali prestazioni, che cosa effettivamente fa un impianto di termoutilizzazione. L'altra cosa da fare è poi imparare, o perlomeno richiamare i fondamenti fisici delle operazioni che stanno alla base del funzionamento di un impianto di termoutilizzazione, perché purtroppo sugli organi di stampa e anche su internet c'è molta confusione a questo riguardo. Si trovano affermazioni che sconfiggono le leggi fondamentali della fisica. La conservazione della massa non si sa più che cos'è, senza parlare della conservazione dell'energia. E infine, a mio parere, ragioniamo sui numeri quantitativamente, cerchiamo di effettuare una valutazione seria del rischio, come dicevo prima, e vediamo se una cosa non ci piace, di capire se il rischio associato, le implicazioni da un punto di vista quantitativo sono effettivamente accettabili o no. Il tutto, come dicevo prima, in un'ottica comparativa, consapevoli che se non facciamo una cosa dobbiamo farne un'altra. Allora, relativamente alla realtà impiantistica, il primo punto, dobbiamo renderci conto che nei paesi industrializzati quelle immagini della discarica che abbiamo visto prima non corrisponde alla realtà impiantistica degli impianti di discarica, che non sono depositi a cielo aperto come purtroppo sono in molti paesi industrializzati, in molti paesi in via di sviluppo, e come erano da noi secoli fa, abbiamo visto la discarica di Vienna, ma sono oggi veri e propri impianti con una dotazione, dotazione impiantistica e necessità progettuali e di gestione anche molto sofisticate. La stessa cosa per quanto riguarda gli impianti di recupero d'energia, che sono radicalmente diversi da quello danese e tedesco che abbiamo visto nell'immagine precedente, e che invece si presentano, abbiamo già visto l'immagine di quello di Vienna, ho qui affiancato quello di Parigi e quello di Brescia,
in un modo totalmente diverso, ma non solamente nell'architettura. Questi impianti non sono solo più belli fuori, ma sono radicalmente diversi dentro. Il moderno impianto di termoutilizzazione non è più un impianto di mero smaltimento dei rifiuti, ma è una vera e propria centrale termoelettrica. Sempre di più questi impianti sono paragonati giustamente e sono confrontati non con i vecchi forni inceneritori, ma con le centrali termoelettriche, perché la dotazione impiantistica e il loro principio di funzionamento è molto più simile alla centrale termoelettrica che non al vecchio forno. Qui vedete una bella immagine della sezione di un impianto moderno, dove avete la parte di ricezione dei rifiuti, la parte di combustione che è strettamente integrata con la parte di recupero di energia che provvede alla generazione di vapore, dopodiché avete tutta questa sezione che non casualmente è molto estesa, che si occupa del trattamento fumi, ovvero sia del contenimento delle emissioni inquinanti. È una sezione che ha assunto negli anni un'importanza fondamentale nel progetto e nella realizzazione di questi impianti, proprio per le giuste preoccupazioni ambientali che gli impianti di un secolo fa hanno suscitato. Questa figurina qui vi fa vedere invece il dettaglio del sistema di recupero di energia. Il vapore prodotto in questa caldaia integrata con il combustore espande in una turbina a vapore e provvede alla generazione di elettricità e, se del caso, anche di calore. Tutta questa operazione di recupero di energia non pretende di essere la soluzione del problema dei rifiuti, ma si colloca in un contesto più ampio, in una strategia che viene spesso chiamata come la strategia delle 4 R. La prima R è quella della riduzione della produzione di rifiuti. È una strada sicuramente importante da perseguire, sulla quale gli europei hanno ottenuto, come dicevo prima, anche buoni risultati. Noi abbiamo una produzione di rifiuti nettamente inferiore a quella degli Stati Uniti e del Canada, ma non basta, perché negli ultimi 20-30 anni la produzione di rifiuti è andata sempre aumentando ad un ritmo più blando di quello degli Stati Uniti e del Canada, ma comunque continua ad aumentare. Quindi questa è una strada sulla quale dobbiamo fare ancora molto. Poi c'è la strada del riutilizzo. Molti oggetti potrebbero essere utilizzati più di una volta e questo può ovviamente contribuire alla riduzione totale della quantità di rifiuti da collocare. C'è poi la strada della raccolta differenziata e del riciclaggio, ovvero sia del recupero di materia, che è una strada fondamentale da seguire, coordinata con quella del recupero di energia del materiale lasciato a valle della raccolta differenziata e del riciclaggio. In fondo a queste 4 R, come vedete, non è che finisca lì, c'è sempre qualche cosa che è la cosiddetta discarica di servizio. Un qualsiasi sistema di gestione dei rifiuti deve comunque avere una discarica per il collocamento dei materiali che non siamo riusciti a ridurre, che non siamo riusciti a riutilizzare, che non siamo riusciti a riciclare né a recuperare di energia. Visto in questo contesto, collocato in questo contesto, il rifiuto, ecco che può diventare quindi una risorsa non solo di materia, mettendo a disposizione una quantità ingente di materiale che può essere reimmesso nel ciclo produttivo, ma anche di energia, per quanto non siamo riusciti a recuperare come materia. Se andiamo a fare i conti, non ho il tempo a entrare nel dettaglio di questo semplice calcolo che vedete in questa diapositiva, scopriamo che il contributo alla produzione complessiva di energia dei rifiuti prodotti mediamente nelle società industrializzate può essere significativo. Possiamo raggiungere il 3-5% della produzione elettrica complessiva dai soli rifiuti urbani. Se gli aggiungiamo i rifiuti speciali, cioè quelli derivanti da attività commerciali o industriali, arriviamo a circa il 10% della produzione totale di elettricità dei paesi industrializzati, nella fattispecie dell'Italia, che è un numero che per un paese povero di risorse energetiche come l'Italia dovrebbe farci riflettere. È una risorsa che potrebbe aiutarci non a risolvere da sola, ma a darci una mano ad affrontare il problema dell'approvvigionamento energetico. Tanto per mettere questo 10% in prospettiva, questo 10% è di più della produzione da carbone attualmente nel nostro paese. La produzione da carbone è 8-9% e un po' meno della produzione da idroelettrico, che è il 13-15%. Quindi è una risorsa non risolutiva, ma sicuramente importante. Ecco, vediamo adesso di affrontare il discorso dei meccanismi fisici che stanno dietro al funzionamento di un impianto di termoutilizzazione.
Gli obiettivi con i quali circa 100 anni fa sono nati i primi inceneritori erano essenzialmente 3, che sono quelli qui indicati in rosso in questa diapositiva. Il primo motivo, il motivo principe che li ha fatti nascere, era di carattere igienico-sanitario. C'era un problema di impedire la diffusione di malattie e agenti patogeni e quindi di sterilizzare questo materiale, che è un'azione che si fa molto bene con un processo di combustione ad alta temperatura e che tuttora è prescritta dalla legislazione di quasi tutti i paesi industrializzati per i rifiuti ospedalieri, dove c'è un problema di sterilizzazione. Il trattamento ad alta temperatura ci dà una sicurezza che altri trattamenti non ci darebbero. Gli altri 2 obiettivi erano quelli della riduzione del volume e della inertizzazione del materiale da collocare in discarica. È vero che comunque sia, anche trattando termicamente il rifiuto, abbiamo sempre bisogno di una discarica di servizio, l'abbiamo vista prima, però le caratteristiche e le quantità e i volumi necessari di discarica sono radicalmente diversi. Il volume necessario si riduce da 10 a 30 volte e in più il materiale da collocare in discarica è inerte, il che significa che una discarica, anziché durare 2 anni, può durare 50 anni, e visto i problemi di collocamento delle discariche, anche questo è un problema sentitissimo nei paesi industrializzati, è una cosa che ci deve far pensare, e per di più il materiale da collocare in discarica ha caratteristiche molto più tranquille del rifiuto cosiddetto fresco. Questi 3 obiettivi giustificano l'operazione cosiddetta di incenerimento che veniva praticata negli impianti di 100 anni fa. Gli impianti moderni hanno aggiunto a questi 3 obiettivi gli altri 2 che vedete indicati in verde e che giustificano una parola diversa. Qui si può usare termoutilizzazione, termovalorizzazione, quello che si vuole. L'importante è capire che cosa c'è di diverso. Il diverso è in primo luogo il recupero di energia. I forni di 100 anni fa smaltivano e basta, mentre gli impianti di oggi, come dicevo, sono vere e proprie centrali termoelettriche. In più, grazie proprio a questa produzione di elettricità, che va a sostituire elettricità che altrimenti dovremmo produrre in altri impianti, il bilancio del ciclo di vita di tutta l'operazione diventa positivo, cioè tutta questa operazione comporta nel complesso un beneficio anziché un danno per l'ambiente. È chiaro che l'importanza e il rilievo di questa operazione di recupero di energia, che dà anche significato ambientale all'operazione, dipende dalla quantità di energia contenuta nei rifiuti. È una quantità che è andata progressivamente aumentando. I rifiuti di oggi hanno un contenuto di energia che si misura col potere calorifico che è più del triplo di quella dei rifiuti che venivano bruciati 100 anni fa. Quindi diciamo, oggi facciamo in modo diverso anche perché ne abbiamo la possibilità e l'occasione. Da un punto di vista fisico, la combustione è principalmente un processo di ossidazione che, come vedete, converte il materiale presente nel rifiuto in 2 flussi, un flusso gassoso che è costituito prevalentemente di anidride carbonica, acqua, azoto e ossigeno, e un flusso solido costituito dalle scorie rilasciate dal processo di combustione a cui si aggiunge il calore che viene convertito in energia. Qui non ho tempo di entrare nei dettagli, volevo solo velocemente scorrere l'elenco dei pregiudizi da sfatare su questi impianti. Uno, non è vero che la termoutilizzazione non comporta l'utilizzo di discariche, questo l'abbiamo già visto, un po' di discariche ci vuole, anche se con caratteristiche molto diverse. Non è vero, si legge su alcuni blog in internet che il rifiuto, essendo solido, ovviamente produce 1 chilo di rifiuti, produce 1 chilo di polveri. Non è assolutamente vero. La maggior parte del rifiuto si trasforma in gas, ovvero sia nei prodotti di combustione. Non è vero che la termoutilizzazione avviene ad altissima temperatura, in realtà avviene a temperature dell'ordine dei 1000 gradi, come abbiamo visto, che per un processo di combustione sono nel complesso temperature moderate. Non è vero che abbiamo bisogno di combustibili fossili ausiliari, non è vero che le specie tossiche generate nella combustione restano tali, è per questo che ci mettiamo gli impianti di trattamento, non è vero che l'impianto produca meno energia di quanto non ne distrugga, e non è vero che la termoutilizzazione sia antagonista del riciclaggio, anzi nelle realtà dove la termoutilizzazione è particolarmente diffusa nei paesi nordici, in Germania, in Svezia, in Danimarca, si fa moltissimo anche la raccolta differenziata. E infine non è vero che
al variare della qualità dei rifiuti il controllo delle emissioni soffre, perché i moderni impianti riescono comunque a trattenere molto bene gli inquinanti anche su un ampio campo di caratteristiche dei rifiuti. Adesso velocemente, visto che il tempo a mia disposizione velocemente si sta esaurendo, volevo darvi alcune immagini di come è strutturato un impianto di termoutilizzazione. Consiste in un sistema di introduzione del rifiuto su una griglia mobile che sostiene meccanicamente il rifiuto durante il processo di combustione, che richiede all'incirca 20-30 minuti. I prodotti di combustione scorrono verso l'alto e da questi si produce energia generando vapore in questi tubi, come vedete, che sono affacciati direttamente all'accumulo di rifiuti che è oggetto della combustione. Si dice che questi tubi o la caldaia vede direttamente la fiamma. Senza entrare adesso in alcuni dettagli, qui avete il sistema di trattamento fumi della cui importanza abbiamo già detto, volevo chiudere con un paio di riflessioni sul tema principe, dibattuto su questi impianti, che è quello del controllo delle emissioni. Allora, la radicale differenza tra gli impianti moderni e gli impianti di 50-60 anni fa sta non solo nel recupero di energia, ma soprattutto nel trattamento dei prodotti di combustione e nel controllo delle emissioni. E questa cosa è illustrata bene da questa impressionante progressione che vedete in questa tabella, che fa vedere, adesso facciamo il confronto solamente per due degli inquinanti, nelle polveri, per quanto riguarda le emissioni di polveri, l'impianto moderno emette circa 1/1000 di quanto non emetteva l'impianto di 50-60 anni fa. Se poi andiamo a prendere le famigerate diossine, la riduzione delle emissioni è stata di un fattore circa 5000, al che questi valori di emissioni così basse fanno sì, come già anticipavo, che il bilancio ambientale dell'inceneritore, o meglio del termoutilizzatore, risulti positivo, perché le emissioni sono estremamente basse e per di più l'elettricità generata dall'impianto va a sostituire emissioni che sarebbero altrimenti emesse in atmosfera da impianti a combustibile fossile per generare l'elettricità che dovremmo produrre in altro modo. Questo diagramma vi fa vedere la posizione di 3 casi diversi di termoutilizzatori rispetto al caso della discarica, che invece, come vedete, è in territorio positivo, il che significa danno per l'ambiente. Ultima riflessione su uno particolare di questi inquinanti, che sono le diossine. Questi sono i cosiddetti fattori di emissione per una serie di processi di combustione, incluso quello dei rifiuti. Se andiamo a calcolarci la concentrazione di diossine nei prodotti di combustione dei rifiuti, scopriamo che questa è circa 300 volte inferiore per un moderno impianto rispetto alla concentrazione, alla produzione che possiamo trovare in un normale caminetto domestico a legna. I valori di emissione di diossine sono talmente bassi che se andiamo a confrontare il fondo naturalmente presente in atmosfera, nelle atmosfere dei centri urbani, dei paesi industrializzati, sono presenti mediamente da 50 a 70 femtogrammi di diossine per metro cubo di aria. Un femtogrammo è 1/1000 di miliardesimo di grammo. Ce ne sono molto pochi di diossine in atmosfera, però un po' ce ne sono. Se ci andiamo a calcolare il contenuto di diossina in più dovuto al collocamento di un impianto, questa diapositiva si riferisce a 3 siti in particolare che sono stati studiati dagli amici e dai colleghi del Dipartimento di Ingegneria Ambientale del Politecnico, scopriamo che il contributo dell'impianto, nella fattispecie questi sono relativi a 3 città italiane dell'Italia settentrionale, è, come vedete dell'ordine qui illustrato, cioè meno di 1/10.000 del fondo naturale. Sono numeri talmente piccoli che fanno perdere ogni significato a una qualsiasi valutazione del rischio ad esso associato, cioè quando il numero è più piccolo di un certo valore perde significatività. E questo è il risultato sulla stessa lunghezza d'onda di uno studio effettuato recentissimamente in Austria sull'impatto, il contributo degli inceneritori. In Austria ce ne sono parecchi, gli austriaci trattano circa il 40% dei loro rifiuti con trattamento termico. Qui il discorso è esteso non solo alle diossine ma anche a una serie di altri inquinanti. Come vedete, il contributo delle emissioni di questi impianti alle emissioni totali per ciascun comparto è assolutamente risibile. Per cui quest'ultimo tema, quello delle polveri ultrafini, magari l'affrontiamo nella discussione. Vediamo di chiudere.
I moderni impianti di termoutilizzazione sono in realtà molto diversi e molto più sofisticati di quelli che venivano realizzati fino agli anni 60 e 70, con emissioni talmente ridotte che perdono significato. Risulta difficile, vista l'esiguità del contributo, dare un significato. Non esistono indicazioni particolari di effetti tossici o patologie accertati già per gli impianti di 50-60 anni fa, a maggior ragione per gli impianti moderni, e quindi questa è un'operazione che ci può dare un significativo contributo al bilancio energetico nazionale. La strada quindi che appare sensato seguire non è quella dell'opposizione ad ogni costo, quanto quella di cercare di definire una coordinata strategia di recupero di materia e recupero di energia. Ricordiamoci che nessuno dice che il recupero di energia deve essere la soluzione, è uno degli strumenti da utilizzare. E per far questo dobbiamo ricordarci di effettuare sempre valutazioni comparative senza farci condizionare da pregiudizi o ideologie, perché questi ci possono davvero portare fuori strada. Con questo ho concluso. Grazie. Grazie molto al professor Consonni per questa brillante introduzione a quello che è l'inceneritore, il termovalorizzatore e la questione più generale del riutilizzo dei rifiuti per produrre energia. Ora io, senza rubare ulteriore tempo, passo subito la parola alla professoressa Giovanna Finzi, professore ordinario di automatica all'Università di Brescia, che continuerà questa discussione già iniziata insieme al professor Consonni su che cosa viene emesso da un termovalorizzatore di quelli moderni, di quelli di oggi, perché la professoressa si è occupata proprio di modellizzazione per capire appunto qual è il contributo di questa tecnologia nelle emissioni, in particolare nelle emissioni nell'aria. Prego. Microfono. Sì. Allora, io in realtà vi propongo di fare uno zoom insieme su una realtà di un termoutilizzatore che è quello di Brescia, che è penso il più significativo italiano ed è assolutamente comparabile con altri europei, anche con quello che che ci è stato presentato nel filmato iniziale. Cercheremo di cogliere anche degli spunti che il professor Consonni ci ha dato, e in particolare proprio perché la mia attività, lo strumento mio è quello dell'utilizzo dei modelli matematici. So che vi sono stati introdotti in altre relazioni, no? In particolare dal professor Marani, se non erro. Questi modelli matematici che consentono di simulare una realtà e quindi di vedere quali sono gli effetti, in particolare in questo caso nell'atmosfera, delle emissioni degli impianti che ci interessano. Ho detto che quindi considereremo l'impianto di termoutilizzazione di Brescia e in particolare lo studio per il quale vi proporrò alcuni risultati è stato effettuato relativamente a un'area che comprende Brescia e parte della sua provincia, che è un laboratorio per certi aspetti molto interessante, perché oltre ad essere in Val Padana, oltre ad essere un'area fortemente industrializzata con un elevatissimo numero di industrie metallurgiche, è anche attraversata da ben due autostrade, che una si innesta nell'altra, dotata di tangenziali e quindi presenta, diciamo, problematiche, ahimè, proprio molto molto complete sotto tutti i punti di vista. È meglio. Vediamo, scusate. Ecco, allora la Lombardia in particolare è una zona, così come un po' tutta la Val Padana, ma la Lombardia è un'area dove l'inquinamento atmosferico è particolarmente critico, sono state definite anche delle aree di criticità e l'area di Brescia che noi prendiamo in considerazione è una di queste zone critiche nelle quali purtroppo spesso si raggiungono valori limite, si oltrepassano i valori limiti di legge.
A questo contribuisce, oltre alla situazione diciamo industriale, di popolazione, di attraversamento da parte di una fitta rete stradale, anche le condizioni meteorologiche che sicuramente portano diciamo frequenti situazioni di stabilità, di stagnazione e che sicuramente non aiutano. Ecco, il territorio sul quale noi abbiamo lavorato con i modelli matematici è un territorio quindi di circa 30 per 30 km quadrati, con una elevata industrializzazione, e dove però, e qui vengo all'argomento che ci interessa, sono presenti 2 centrali che riscaldano la città di Brescia, di teleriscaldamento. Una di queste è una centrale, la Marmora, diciamo più convenzionale, mentre 2 centrali sono convenzionali, mentre il terzo impianto è appunto l'impianto di termoutilizzazione. Quindi dall'incenerimento dei rifiuti viene in particolare ricavata l'energia per riscaldare la città. Anzi, naturalmente a fronte di una situazione così complessa di emissioni risponde diciamo una rete abbastanza fitta di monitoraggio della qualità dell'aria. Ecco, tanto per intenderci, la posizione del termoutilizzatore è più o meno questa, ai lati dell'autostrada. Se vi capita di percorrerla sicuramente lo vedete. Allora, andiamo a vedere quindi in una situazione così complessa, ma così purtroppo ormai comune diciamo al nostro tessuto abitativo, alle nostre aree, in particolare nel nord Italia, come si distribuiscono le emissioni per quello che riguarda uno degli inquinanti che ci preoccupano, che sono gli ossidi di azoto. Allora, diciamo, balza naturalmente agli occhi come le emissioni di ossidi di azoto siano addirittura più della metà, ho detto più del 60% da imputare al traffico autoveicolare. Abbiamo poi naturalmente un contributo sempre circa del 30% delle sorgenti industriali e per quanto riguarda la produzione di energia abbiamo un 7% all'interno del quale solo un 2% è dovuto diciamo, a questo impianto di termoutilizzazione. Quindi le emissioni in atmosfera di ossido d'azoto, appunto per le raffinate tecnologie che illustrava prima il professor Consoldi, sono decisamente trascurabili rispetto alla provenienza da altri comparti. E peraltro se guardiamo anche alle emissioni di questi ossidi di azoto dovuti al riscaldamento delle nostre abitazioni in quest'area, osserviamo una situazione che è molto singolare ed troviamo praticamente in Italia solo a Brescia, perché se voi osservate qui avete la città e le maglie, cioè diciamo le piccole aree che abbiamo preso in esame con lo studio, non sono rosse in città. Rosso vuol dire più emissione. Ecco. Allora, perché non sono rosse in città? Non sono rosse in città perché c'è il teleriscaldamento, cioè la città, il centro di Brescia è teleriscaldato, la città di Brescia è teleriscaldata e quindi le emissioni sono concentrate, diciamo, il processo di combustione è concentrato nelle centrali della Marmora e termoutilizzatore, con una conseguente, quindi con un trattamento poi dei fumi che abbiamo detto e quindi con un conseguente miglioramento dell'abbattimento delle emissioni a livello della città e degli impianti localizzati in tutta la città. Passiamo a un altro inquinante che tanto ci preoccupa, sono il particolato fine, in particolare i PM10. Adesso invece si comincia a parlare anche di particolati ancora più fini, ma fermiamoci a quelli attualmente normati, cioè il PM10. Anche qui vediamo la prevalenza ancora più significativa del traffico autoveicolare, il 70%, e un contributo dell'1% del termoutilizzatore. Quindi di nuovo rispetto agli inquinanti che giustamente ci preoccupano e che superano gli standard nelle nostre aree, il contributo di un impianto di termoutilizzazione e degli impianti di produzione dell'energia, proprio per le ragioni che abbiamo sentito prima, è assolutamente contenuto.
E infine, se guardiamo un'analoga analisi di ripartizione delle percentuali di provenienza, diciamo, delle emissioni di microinquinanti, quindi in particolare anche diossine e furani, troviamo per quello che riguarda la Lombardia un contributo superiore al 40% derivante dagli impianti di produzione dell'acciaio. Purtroppo questi impianti sono in massima parte nell'area bresciana, quindi in realtà questo 40% sulla Lombardia grava quasi totalmente, prevalentemente sull'area bresciana, e vediamo che invece il contributo del termoutilizzatore è 0,02%, analogamente a quello che abbiamo visto poco fa. Ecco, allora quello che adesso vi mostro sono i risultati di alcune simulazioni che sono state effettuate prendendo in considerazione i diversi comparti emissivi, quindi prima nel loro insieme e poi singolarmente. Quindi prima abbiamo guardato qual è la situazione complessiva, quindi il carico che grava sull'atmosfera in questa area, e poi abbiamo provato a isolare i diversi comparti per vedere i contributi. Direi che questo tipo di analisi fa parte, si può, diciamo, ben inquadrare in quello che il professor Consonni prima diceva: cerchiamo di capire i fondamenti fisici del fenomeno. Il professor Consonni ha parlato prevalentemente della tecnologia, io vi parlo di quella che è la fisica del trasporto in atmosfera e quindi anche di quello che avviene a ciò che esce, a ciò che entra nell'ambiente e si trasforma, si trasporta e si trasforma anche chimicamente. Ecco, poi alla fine, sempre non mi sono messa d'accordo prima, ma do un'altra piccola risposta, faremo una comparazione, un confronto, diciamo, tra ciò che è la situazione in presenza di produzione di questa energia di riscaldamento e ciò che sarebbe stato invece se gli impianti fossero stati quelli convenzionali. Ecco, adesso spero che si veda qualcosa. Questa è la valutazione degli ossidi d'azoto media annuali vista nel suo insieme come contributo di tutte le sorgenti emissive. Mi sembra che i colori si siano un po' persi. Comunque, sostanzialmente, diciamo, nell'area ci sono i punti che vedete, sono i grossi impianti industriali, tra cui anche il termoutilizzatore che è qua. Ecco. Se potessimo vedere meglio i colori, potremmo cogliere, diciamo, che ci sono numerose situazioni di concentrazioni anche decisamente sopra gli standard di legge e che sono distribuite sia lungo l'autostrada sia nei pressi degli impianti industriali. Per quello che ci interessa in questa sede vi faccio vedere in particolare il contributo delle emissioni da riscaldamento domestico, che è naturalmente molto basso per la ragione che dicevamo prima, perché di fatto il riscaldamento è centralizzato nel pianto di termoutilizzatore, e il contributo delle emissioni del termoutilizzatore che è praticamente nullo, quasi nullo. Lo stesso discorso facciamo per il particolato fine. Qui si vede chiaramente la significativa importanza del traffico autoveicolare e del tratto di autostrada A4 e tangenziale, così come della zona centrale urbanizzata. Di nuovo, guardando il contributo del riscaldamento, si trovano dei contributi molto più cioè significativi fuori, diciamo, nella provincia di Brescia piuttosto che non nel centro storico. Se si guarda il contributo del termoutilizzatore, sempre per quello che abbiamo anche sentito poco fa, il contributo è assolutamente trascurabile. Arriviamo infine ai microinquinanti, appunto in particolare diossine e furani. Questi sono i contributi nell'area di tutte le sorgenti emissive nel loro complesso. Ci sono contributi proprio per le ragioni che dicevamo prima, cioè della presenza significativa di industria metallurgica nell'area. Se andiamo a vedere il contributo del termoutilizzatore, diventa assolutamente non riscontrabile.
E se adesso appunto facciamo questa valutazione, come si dice in gergo, di scenario, cioè proviamo a fare un confronto in termini di differenza, cioè calcoliamo la differenza delle concentrazioni di diversi inquinanti in atmosfera, se è presente l'impianto di generazione di energia per teleriscaldamento, quindi in particolare anche il termoutilizzatore, oppure invece se si ricorre a un riscaldamento di tipo convenzionale. Ecco, questo colore azzurro e dove è più scuro ancora di più, mostra una variazione, nel senso che la situazione è migliorata, cioè le concentrazioni diminuiscono in presenza di impianti centralizzati di generazione e di utilizzo dei rifiuti. Lo stesso discorso si può fare un filino ancora più significativo per quello che riguarda il particolato. Qui vado veloce perché ecco, per quello che riguarda l'impianto di Brescia, a fronte di questo miglioramento, diciamo, della qualità dell'atmosfera, bisogna anche mettere in conto il fatto che l'utilizzo del termoutilizzatore ha fornito energia, per esempio nel 2007, pari al fabbisogno di 190.000 famiglie e calore per i fabbisogni di 50.000 appartamenti. Quindi questo nell'ottica sempre di guardare gli scenari, cioè ciò che non solo si è perso ma anche quello che si è guadagnato. Ecco, questo è un inceneritore, non posso dirvi dov'è e come si chiama, ma è sotto sequestro, per fortuna, ma è sotto sequestro perché è un piccolo inceneritore, qui parliamo di 15 metri di... un piccolo inceneritore sotto sequestro, perché è dato sotto sequestro perché è arrivato c'è stato un processo di combustione e un incendio che ha portato poi, diciamo, a guardare un pochino cosa succedeva in questo incendio. Non è l'incendio, cosa succedeva in questo impianto, non è l'incendio il colpevole di questi buchi sono dovuti al cloro che veniva emesso per il non trattamento dei rifiuti, e questi sono i rifiuti che sono stati trovati, diciamo, stoccati e pronti per essere inceneriti. L'impianto aveva un certo tipo di autorizzazione e in realtà riceveva per esempio tutti quelli che sono i prodotti, diciamo, da discarica legati a calcolatori e quant'altro, e quindi naturalmente poi andando a valutare si è trovata diossina e tutto. Ecco, questi sono a mio parere impianti, e ce ne sono purtroppo molti, che dovrebbero funzionare con un certo tipo di autorizzazione e che purtroppo invece funzionano in tutt'altre situazioni. Ecco, questo invece ho raccolto un po' di fotografie dell'impianto di termoutilizzazione di Brescia, che mostra appunto sostanzialmente come i rifiuti arrivano, vengono anche passati sotto un ponte di rilevamento, un portale di rilevamento di eventuali presenze di rifiuti radioattivi, vengono scaricati in un ambiente, io porto gli studenti sempre a visitarli, decisamente pulito per quello che può essere, diciamo, un discorso di questo tipo. Abbiamo una strumentazione di controllo delle emissioni, una strumentazione di controllo dell'impianto e una supervisione che sicuramente colpisce chi partecipa. Ecco. Direi che va benissimo. Grazie.